Arresti, sequestri per più di 3 milioni sono alcuni numeri della nuova operazione contro l''ndrangheta a nord-est. Tra gli indagati 2 albanesi residenti a Paese e un kosovaro di Treviso. Nella partita Stato privato i Benetton accettano l'uscita graduale dalla compagine sociale, intanto i sindaci della Marca si mobilitano e si schierano con la famiglia. Election Day il 20 e 21 settembre, dopo la decisione del governo arriva anche la firma del governatore Luca Zaia, si vota per comunali, regionali e referendum. Duplice sciagura sulle montagne bellunesi, una donna di 54 anni di Ravenna è morta sul Monte Coppolo, mentre un pensionato milanese sul Padone, entrambi sono caduti per diversi metri. Anziana aggredita davanti al bar, il questore sospende per 5 giorni la licenza di un locale a Santa Maria del Rovere, drammatico il racconto della vittima ai nostri microfoni. È stata la fanfara a chiudere ieri sera a San Donà la giornata di commemorazione dei 4 ragazzi morti un anno fa a Jesolo. Vogliamo giustizia, dicono i sindaci. Arriva il gin al radicchio tardivo di Treviso, l'idea di un giovane imprenditore di Roncade farà concorrenza a quello della regina Elisabetta. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli l'avete sentito, non si può più parlare di infiltrazioni mafiose ma di radicamento, a dirlo il procuratore di Venezia Bruno Cherchi nel corso della conferenza stampa in procura, dove sono stati illustrati i dettagli dell'operazione dei ROS che hanno portato a 33 arresti. 33 misure di custodia cautelare, numerose perquisizioni, oltre 100 indagati. È questo l'esito dell'operazione Taurus condotta dai carabinieri del ROS di Padova per sconfiggere le infiltrazioni mafiose nella nostra regione. E con il supporto dell'Arma Territoriale in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria. Sequestri di beni mobili e immobili per un valore di 3 milioni di euro. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi con le aggravanti mafiose. Destinatari sono esponenti delle famiglie calabresi Gerace Albanese, Napoli Versace, stanziate a somma campagna in altri comuni limitrofi del Veronese, ancora una volta territorio protagonista. Questa modalità dell''ndrangheta è stata riscontrata non solo in Italia ma anche all'estero, quindi modalità di espandersi e di radicarsi sul territorio sfruttando quelle che sono le presenze di associati all''ndrangheta che vivono e operano ove portano avanti criminalmente la struttura delinquenziale. Tra gli arrestati 2 albanesi residenti a Paese e un kosovaro nel Trevigiano, più un vicentino. Per il procuratore Cherchi si può ormai parlare di un vero e proprio radicamento. In questi 2 anni mi pare che abbiamo fatto circa 200 misure cautelari, quindi parlare di infiltrazione sarebbe una cosa che non delinea effettivamente la gravità della situazione. C'è un radicamento profondo della criminalità organizzata nella regione. E sono soggetti che vivono qua ormai da tempo e da tempo anche svolgono attività criminali, soprattutto nel riciclaggio. Grande capacità infatti è stata dimostrata proprio nel trasformare denaro illecito in denaro pulito, con totale autonomia gestionale, inquinando passo dopo passo l'economia. Le indagini continuano. Nella partita Stato privato i Benetton cedono su autostrade e accettano l'uscita graduale. Intanto i sindaci del territorio ci mettono la faccia e si schierano contro il governo prendendo le parti della famiglia trevigiana. Sindaci trevigiani schierati in difesa dei Benetton e degli interessi del tessuto sociale che gravita attorno alla famiglia e che si ripercuote sui comuni, sui cittadini, in particolare di Treviso, Ponzano Veneto e Villorba. Tema caldo il ponte Morandi a 2 anni dal crollo che portò alla morte di 43 persone e la trattativa su autostrade che ha avuto una svolta nella notte durante un infuocato Consiglio dei Ministri in cui la famiglia Benetton ha accettato i vincoli imposti dal governo Conte con l'accordo di un'uscita progressiva di
Atlanti ad Autostrade e l'ingresso dello Stato con Cassa Depositi e Prestiti. Una posizione, quella dei pentastellati in particolare, che ha sollevato l'indignazione dei 3 sindaci sul cui territorio insistono le sedi operative del tessile e residenziali della famiglia Benetton. Il governo credo abbia sbagliato indirizzo, nel senso che alla fine è giusto che qualcuno paghi, c'è un consiglio di amministrazione, c'è un CDA, ma non può essere a pagare una società nella quale fanno parte assicurazioni e banche, e sotto questi ci siano migliaia di risparmiatori che hanno investito i propri risparmi. Un triangolo della solidarietà, quello dei 3 sindaci uniti nella difesa del buon nome di un imprenditore che tanto ha dato al territorio sotto forma di posti di lavoro, investimenti, impianti sportivi. Io credo che ci voglia rispetto nell'affrontare le tematiche. Ovviamente la questione del Ponte Morandi è una questione delicata, una questione che ha visto anche parecchie vittime, però io credo che la caccia alle streghe che questo governo, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha scatenato contro la famiglia Benetton non sia corretta. Una partita politica, insomma, che ha superato la fase di stallo, mettendo un punto sulla battaglia tra Stato e privato. Ed ora parliamo dell'Election Day 20 e 21 settembre, dopo la decisione del governo, il decreto del presidente Zaia, che resta però critico sul rinvio del voto a dopo l'estate. Confermo che il Veneto andrà all'Election Day il 20 e 21 settembre. Finalmente il governo è arrivato a questa sofferta decisione. Se avessero tuttavia accolto la proposta dei presidenti delle regioni, si sarebbe già votato in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto che recepisce la decisione del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Sardegna e 09 del Veneto, le elezioni amministrative e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in quella doppia data in cui si voterà quindi anche per le regionali. Più volte Zaia ha ribadito di voler optare per l'Election Day e i risparmi che comporta in termini di spesa pubblica, oltre che di contenimento dei rischi legati al Covid, ma sia lui che la sua squadra rimangono critici sulla scelta di rinviare all'autunno l'appuntamento con il voto. Il presidente Zaia aveva chiesto che ci potessero essere le elezioni a giugno o a luglio, ci hanno detto che c'era il Covid e quindi hanno deciso che a settembre non ci sarà più il Covid, evidentemente, perché se si va al 20 e 21, e ci hanno anche spiegato che non si poteva andare a giugno e a luglio perché bisognava dare la stessa possibilità, la stessa opportunità a tutti i candidati, e quindi dicevano in un lasso di tempo breve avrebbero avuto maggiori chance gli uscenti perché già conosciuti. E allora, se è vero questo, mi chiedo per quale motivo il governo abbia firmato solo stanotte l'indizione delle elezioni il 20 e il 21. Se davvero il tema del tempo a disposizione era il tema, avrebbero dovuto firmarlo molto prima. Quindi anche questa è un'incongruenza che francamente non capiamo, ma noi siamo pronti da sempre, non è un problema. E a proposito di elezioni regionali, è pronta la lista dei candidati trevigiani del Partito Democratico tra conferme e novità. 9 candidati, 5 uomini e 4 donne, tra i 22 e i 65 anni. La squadra trevigiana che il Partito Democratico schiererà alle elezioni regionali, squadra che sarà ufficialmente presentata sabato, contiene anche delle sorprese. Non lo è il capolista, il consigliere uscente Andrea Zanoni, di certo lo è invece la giovanissima Rachele Scarpa, coordinatrice provinciale della rete degli studenti medi che rappresenta il capoluogo. In corsa, secondo un principio di massima rappresentanza territoriale, anche l'ex sindaco di Silea Silvano Piazza, l'ex prima cittadina di Godega Donatella Sant'Ambrogio, Luciana Fastro, capogruppo PD di Pederobba, Claudio Beltramello, consigliere a Castelfranco, Ayman Meroua, consigliere a Cordignano, Giulia Tonel, consigliere a Motta di Livenza e Renzo Trevisin, già vice sindaco a Ponzano Veneto. Noi puntiamo molto sulla tutela dell'ambiente, viviamo in una provincia che ha subito le conseguenze dei cambiamenti climatici, abbiamo avuto moltissimi paesi allagati, abbiamo avuto trombe d'acqua, abbiamo avuto vaia e quindi dobbiamo puntare molto sulla prevenzione, sulla cura dei fossati, dei fossi, più manutenzione e lotta al consumo del suolo. Basta consumare suolo, basta creare ancora capannoni, ancora supermercati. Occorre rilanciare il tessuto imprenditoriale del territorio, ma anche, dice Zanoni, la sanità veneta. Il nostro programma, i nostri punti fondamentali sono diversissimi da quelli che propone l'attuale Presidente. Pertanto diamo un'alternativa
sostenibile, un'alternativa vicina ai cittadini, un'alternativa utile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oggigiorno dobbiamo rispondere a emergenze epocali come l'emergenza climatica, l'emergenza ambientale. Non possiamo più continuare col vecchio e solito registro. Gli arresti delle ultime ore, le ripetute inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata confermano la necessità di lavorare anche sul fronte della legalità. Oggi mi pare molto evidente, si susseguono arresti, infiltrazioni mafiose e purtroppo anche il nostro terreno sta diventando fertile a certe minacce di stili di vita, di economia che non va bene. Mi serve maggiore attenzione, ma serve anche avere il coraggio di dire non va bene e non nascondere la polvere sotto il tappeto. Ed ora il consueto bollettino regionale dei contagi. Sono 6 casi in più nella nostra regione, 440 sono i casi attualmente positivi nel Veneto, 1489 sono le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri nella nostra regione, nel Veneto, sono 126, 9 si trovano ancora in terapia intensiva e fortunatamente nessun decesso. Questi dunque i dati. Per quanto riguarda Treviso, si registra un solo nuovo caso di una persona positiva, un macedone, è arrivato con la moglie, è sintomatico, ieri sera è stato sottoposto a tamponi ed è in isolamento domiciliare, così come in quarantena anche la famiglia, moglie, figlio e nuora. Ed ora siamo alla cronaca. La Questura di Treviso ha sospeso per 5 giorni la licenza di un bar di Santa Maria del Rovere dopo l'aggressione a una donna di 70 anni del posto presa a pugni da un avventore, ma partiamo proprio dal racconto drammatico della signora. 3-4 di sicuro, perché il primo è stato forte e quindi ero rimasta appunto rincretinita. E mentre pensavo o di parlare o di reagire o di andare via, improvvisamente lui faceva dei saltelli quasi come un pugile. Presa a pugni nel proprio giardino senza alcuna pietà e senza nessuna remora nemmeno per la differenza di età. Fotogrammi che questa signora trevigiana ultrasettantenne, che non vuole apparire in viso per ovvi motivi di sicurezza, ripercorre con lucidità. Tutto succede la sera del 18 maggio nel quartiere di Santa Maria del Rovere in via Gasparinetti. Finito il lockdown, alcuni avventori del bar da Orazio si ritrovano fuori dal locale. Tra loro c'è l'aggressore che se la prende con la donna residente di fronte perché sospetta sia lei ad aver chiamato poco prima le forze dell'ordine. Ho il dubbio che sia stato proprio mandato da tutto il gruppo, perché erano ore che era lì e penso che abbiano pensato quella lì è una di quelle cattive che ci dà fastidio. Da qui il provvedimento della Questura di Treviso che ha disposto la sospensione della licenza del bar per 5 giorni dopo aver verificato che tra gli avventori ci sono diversi soggetti pregiudicati o pericolosi. Un provvedimento che non è una sanzione nei confronti dell'esercizio, ma una misura di prevenzione che però lo stesso titolare, il signor Orazio, contesta. Se succedeva dentro il bar, potevo ammettere, è successo, non so, è colpa mia, non è colpa mia, ma non è successo dentro il bar, perché queste cose così? Ma perché si devono accanire così con i gestori che stiamo morendo di fame? Ma perché? Io avevo un altro bar, l'ho dovuto chiudere per coronavirus perché non ho più le forze, ho venduto un appartamento, non so più dove sbattere la testa. Lei ha paura, signora? Diciamo abbastanza, ho sempre vissuto male, poi quando esco con la macchina davanti a questi ubriachi continuamente, che mi hanno poi derisa per giorni e giorni. È stata la fanfara a chiudere ieri sera a San Donà la giornata di commemorazione dei 4 ragazzi morti un anno fa nel tragico incidente di Jesolo. Vogliamo giustizia, dice il sindaco di Musile, mentre un duro j'accuse è arrivato dal primo cittadino di Jesolo contro lo sballo.
Un lungo applauso ha accompagnato il lancio dei palloncini con i nomi di Riccardo, Leonardo, Leonora e Giovanni, un brivido ha così percorso Piazza Indipendenza nel cuore di San Donà, ma un anno esatto dal tragico incidente il loro ricordo è stato affidato alle note apparentemente spensierate della fanfara come finale di una giornata di ricordo. Tanti giovani presenti, a loro si è rivolto il sindaco Cereser. Io non sono di quelli che pensano che i ragazzi sono il nostro futuro. Io sono di quelli convinti che i ragazzi sono il nostro presente. È importante aver fiducia in loro e star loro vicini anche quando magari non condividiamo tutto quello che fanno. C'è però chi ha invocato giustizia, come il sindaco di Musile, che come tutti guarda alla data del 18 luglio, quando è attesa la sentenza nei confronti del 27enne romeno accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La richiesta del PM è di 8 anni di reclusione, troppo esigua per i familiari. E vi dico che ci sarà anche presto il tempo della giustizia, quindi abbiate un attimo di pazienza, ma sono sicura che chi ha sbagliato pagherà per quello che ha fatto. E dal palco è partito anche un pesante j'accuse del sindaco di Jesolo, protagonista in queste settimane di diverse ordinanze contro la movida selvaggia. Purtroppo io vedo e noto da sindaco, ma non solo da sindaco, che troppi giovani, tantissimi giovani, giovanissimi ripeto, vengono a Jesolo non per divertirsi, per far conoscenze, per mangiare la pizza, ma vengono, adesso si usa il termine sballare. Mi chiedo, ma perché? Perché sta succedendo questo? E quindi io non ho ovviamente una risposta, cerco di darmela come penso tutti voi. E quindi mi chiedo, ma dove stiamo sbagliando? E nella serata dedicata ai 4 angeli c'è spazio per tanti grazie, come quelli pronunciati dalla mamma di Riccardo, Romina Ceccato, che ha presentato la sua Alba, associazione che si occuperà di informazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza. L'obiettivo è principalmente uno. Possa essere utile a salvare altre vite o perlomeno a collaborare. Le note della fanfara hanno fatto il resto, su tutti il brano 20 anni, un inno alla giovinezza, anche a quella che non c'è più. Ed un grazie particolare è andato alla ragazza che nella sera del tragico incidente aveva segnalato l'auto pirata. Si tratta di una ventenne di paese nel Trevigiano che era in auto con il fidanzato di Preganziol. Mi ricordo solo che appunto guidava in maniera folle e niente, abbiamo chiamato le forze dell'ordine e poi insomma dopo pochi minuti c'è stato l'incidente. Non abbiamo visto la scena perché a quel punto la macchina aveva sorpassato 3 macchine davanti alla nostra, quindi l'impatto noi non l'abbiamo visto, però abbiamo visto una prima macchina fermarsi e le luci dentro l'acqua e quindi abbiamo deciso di fermarci per aiutare insomma nel minimo quello che potevamo fare. Inizialmente la macchina era zigzagante e gli avevamo fatto i fari per cercare di fargli capire che stava andando fuori strada. Dopodiché ha ripreso un ritmo di marcia normale e ha accelerato notevolmente. Sono stati Erika e Raffaele, lei di paese, lui di Preganziol, a chiamare per primi le forze dell'ordine in quella sera maledetta. A loro il riconoscimento pubblico di Romina, la mamma di Riccardo Laugeri, nella serata di commemorazione organizzata a San Donà di Piave. È grazie a lei che abbiamo potuto risalire alla macchina che ha provocato la morte di questi nostri 4 ragazzi. A lei va un grazie, ma penso che non basti dirti grazie, perché in questo modo hai potuto far capire che i nostri erano bravi ragazzi. Un premio che ha emozionato la stessa Erika. Non me lo aspettavo. Romina è una grande donna che mi ha trasmesso in questo anno molta forza tutte le volte che la sentivo. Mi sono sempre domandata come facesse a essere così forte, nonostante il dolore noi non lo possiamo comprendere, perché questa è la verità e trovo che si debba essere rispettosi anche del loro dolore e della loro sofferenza che deve essere
fortissima. Ma Erika e Raffaele, entrambi aspiranti avvocati, guardano anche al lato giuridico della vicenda e alla sentenza attesa a breve. Il reato di omicidio stradale, dicono, va riformulato. Perché non distingue tra uno che ha un colpo di sonno e quindi è totalmente incolpevole rispetto ai fatti, rispetto a qualcuno che invece ha fatto serata, diciamo così, e finisce per uccidere 4 ragazzi di 20 anni. È stato trovato a Codognè, dietro casa sua, Aurelio Pasino, 84 anni, annegato nel fosso mentre tagliava l'erba. A trovare il corpo privo di vita il nipote che non lo aveva visto rientrare a cena. L'anziano era uscito in mattinata e stava usando il decespugliatore nel campo di sua proprietà lungo il rio Fossalta. Potrebbe essere scivolato e trascinato dall'acqua, colpito da un malore. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Ed ancora a cronaca, rapina alla stazione ferroviaria di Montebelluno. Marocchino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento, identificato il complice. Lo avevano puntato, all'improvviso lo hanno raggiunto e picchiato, tutto per rubargli un navigatore satellitare e una sigaretta elettronica. La vittima è un 41enne cittadino di Vidor. La rapina è avvenuta presso la stazione ferroviaria di Montebelluna, dove già nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi episodi di liti e risse fra cittadini extracomunitari. Gli aggressori hanno tentato la fuga, immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montebelluna, unitamente alla stazione di Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato fermato. Si tratta di un marocchino pluripregiudicato di 29 anni che al momento dell'arresto ha opposto resistenza. L'uomo è stato quindi bloccato e per lui sono scattate le manette. Il complice di 24 anni è riuscito ad allontanarsi, ma è stato identificato. La rifurtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita al proprietario. La vittima però ha rifiutato le cure dei sanitari. L'aggressore, tratto in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Treviso. Il complice identificato e denunciato a piede libero. L'arresto è stato convalidato ed è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari ed ora parliamo di pulizia e sanificazione del centro storico di Treviso dei Quartieri. Il piano scatterà il 20 luglio, è un servizio per il rilancio e il decoro della città, spiega Alessandro Manera, assessore all'ambiente del comune di Treviso. Una città pulita ha un impatto positivo non solo sulla vivibilità, l'accessibilità e la bellezza dei luoghi, ma anche e soprattutto sulla salute pubblica. Così il Comune di Treviso ha pensato di far partire un piano strutturale per la pulizia e la sanificazione della pavimentazione del centro storico e dei quartieri della città. Abbiamo deciso di rendere stabile quello che è la pulizia delle strade, di tutte le aree di pregio all'interno del centro storico e nelle aree esterne, le aree mercatali, per quello che riguarda la pulizia e sanificazione di tutte le superfici che richiedono determinati tipi di pulizia. Servizio che partirà il 20 luglio e che sarà affidato alla Contarina. L'obiettivo di questa scelta è doppio, come spiega Manera. Per avere il doppio effetto, sia dell'effetto di sanificazione, di igienizzazione, di pulizia, e per rimuovere tutti quei liquami, tra cui guane e urine, che troviamo spesso in questo tipo di aree. C'è da dire che questo, mantenendo le aree molto più pulite, consentirà anche di non avere topi, di non avere tutte quelle situazioni di degrado che in questo periodo abbiamo visto aumentare, anche perché dopo il Covid c'è stato, diciamo, un leggero abbandono della città da questo punto di vista. Insomma, presto verranno trattate pavimentazioni di pregio dai sottoportici di Corso del Popolo, Piazza Aldo Moro, via Calmaggiore fino alla Loggia dei Cavalieri. Verrà fatta a seconda della tipologia di aree, in maniera mensile o in maniera bimensile. Abbiamo deciso di dividere in due le aree. L'amministrazione ha ipotizzato, stanziato 75.000 euro, però vedremo dopo un primo periodo di 6 mesi se aggiungere, togliere aree o modificarne la frequenza. Un grazie termina l'assessore a tutti i commercianti che hanno sempre tenuto in maniera impeccabile la superficie davanti al loro negozio. Questo è un grandissimo aiuto che noi vogliamo dare a tutte quelle attività che sicuramente peraltro hanno sofferto in questo periodo di Covid, e anche questo tipo di attività vuole essere un rilancio verso la città e in generale del suo decoro. È la risposta targata a Treviso al gin della regina Elisabetta, il gin a radicchio tardivo di Treviso, che già si propone come concorrente a quello di Buckingham Palace. Questa è la storia di imprenditorialità di un 26enne di Roncade.
Manco a farlo apposta, dopo il gin della regina Elisabetta, ecco spuntare il gin al radicchio tardivo, prodotto in Veneto e targato ovviamente Made in Treviso. Il lavoro è stato praticamente che noi quando siamo venuti qua poi abbiamo lasciato in vasca il radicchio. A far concorrenza a Buckingham Palace l'idea di Andrea Mansi di Roncade, 26 anni appena, in tasca una laurea in Public Policies conseguita in inglese, un anno di lavoro al Parlamento Europeo a Bruxelles e per la verità pure un soggiorno in UK. Londra, poi Buenos Aires dove sono stato in intercambio, ma così come poi in realtà Washington dove è stata una tappa fondamentale, a Capitol Hill ho potuto lavorare alla Lincoln Park Strategies e Bruxelles infine. Sono tutte state esperienze che sono servite sicuramente per il mio curriculum ma anche per il mio modo di pensare e di vedere il mondo. Ma le radici lo richiamano qui, tra filari d'uva, alberi da frutto, roseti e arnie cariche del più dolce tra i nettari nell'espressione più che evocativa della sua terra, fatta di lavoro, fatica e del fiore d'inverno. È un modo per valorizzare il nostro prodotto per quanto riguarda il territorio di Treviso ed in particolare poi in questo momento storico il radicchio è simbolo di resilienza. Ed ecco che l'idea imprenditoriale trova corpo nelle radici dell'esperienza e del suo amico contadino Gianni che cura tra i campi il radicchio. Io sono l'amico del suo papà e parlando così abbiamo parlato del radicchio e lui gli interessava e è venuto a vedere la procedura di tutto il radicchio. E poi la sera lavori in pizzeria, è così? Eh sì, perché sento la responsabilità di dover continuare una tradizione che ormai si è passata di generazione in generazione e che deve continuare, quindi quello che dico ulteriormente ai giovani di pensare che casa è un'opportunità e le radici in questo sono fondamentali. Terza edizione del concorso Canoro Fiore d'Argento, le finali si sono svolte a Mogliano Veneto e a trionfare su 101 concorrenti selezionati è stata una partecipante veronese con il suo inedito. Così ci auguriamo che niente e nessuno possano fermare una grinta e una voce tanto dirompenti come quelle della vincitrice della terza edizione del concorso Canoro Fiore d'Argento, che conferma per il secondo anno una vittoria al femminile e dalla provincia di Verona. 101 i concorrenti selezionati da settembre a gennaio, 26 i giovani approdati in finale che si è svolta a Mogliano Veneto, 4 le categorie in gara, junior, teenager, senior e inediti, in palio borse di studio per finanziare lezioni, master di canto o di strumento. È stata una bellissima esperienza, ti fa crescere perché riesci a mettere a confronto con tantissima altra gente, sono tantissimi talenti e auguro a tutti di fare un'esperienza del genere. Dove si impara sempre qualcosa dagli altri e sicuramente possono nascere nuove collaborazioni e nuove amicizie. L'obiettivo degli organizzatori, i Tre Mendi, un duo trevigiano specializzato in musica e intrattenimento composto da Roberto Guidolin e Mattia Zanatta, è quello di dar voce a ragazzi che altrimenti avrebbero poche possibilità di farsi conoscere. È stata un'occasione per mettermi in gioco con la mia stessa canzone, è stato un onore, vincere anche se la vera vittoria è stato ad esempio parlare con gli altri concorrenti. Il confronto quindi è la possibilità di esibirsi anche in un tour estivo, la forza di questo concorso canoro che ha calamitato concorrenti anche dal Trentino, dal Friuli, dalla Lombardia, che riprenderà le selezioni a settembre. Per le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.fioredargento.it. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, duplice sciagura sulle montagne bellunesi, una donna di 54 anni di Ravenna è morta sul Monte Coppolo precipitando in un dirupo, stessa sorte per un pensionato milanese di 74 anni inciampato lungo il sentiero che dal Padon porta al bivacco Bontadini e volato per 200 metri.
2 tragedie nel giro di poche ore sulle montagne bellunesi, la prima nel Feltrino, la seconda in Alto Agordino. Sul Monte Copolo ha perso la vita una turista di Ravenna. La donna, infermiera di 54 anni, è morta precipitando in un dirupo. Il suo corpo è stato individuato e recuperato alle prime luci dell'alba di stamani dall'elicottero di Trento Emergenza. Maria Cristina Zanellato era in vacanza con il compagno alla Mon. Ieri mattina era partita presto per un'escursione in solitaria. Attorno alle 12:30 la donna aveva mandato al compagno un selfie dalla cima del Monte Copolo, ma a casa non è più rientrata. Il compagno ha dato l'allarme che ha fatto scattare le ricerche, per le quali si è rivelata preziosa proprio quell'ultima foto inviata con il cellulare. Da quell'immagine i soccorritori sono risaliti a un escursionista fotografato assieme a lei. L'uomo ha raccontato di essere partito più tardi rispetto alla donna e di avere trovato lungo la discesa in cresta un cappellino e una bandana che aveva raccolto per riconsegnarli di persona, pensando che la turista li avesse persi. Una squadra di soccorritori accompagnata da persone del posto e da un soccorritore del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è distribuita lungo i sentieri finché sopra un salto verticale è stato rinvenuto un bastoncino che apparteneva all'escursionista. Lungo la stessa verticale è stato ritrovato il corpo della donna, la cui salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale di Feltre. Pochi minuti prima delle 11 di oggi, invece, la seconda sciagura. Un pensionato milanese di 74 anni è precipitato dal sentiero che dal Monte Padon porta al bivacco Bontadini. L'anziano si trovava con una guida alpina e altri 6 escursionisti quando improvvisamente è inciampato finendo nel vallone sottostante. Allertati i soccorsi, in zona sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di Rocca Pietore con il personale del SUEM. Il corpo dell'uomo è stato recuperato e trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per entrambi gli incidenti i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Ed ancora a cronaca, un 32enne di Belluno è ricoverato in una prognosi riservata all'ospedale di Treviso per le gravi ferite riportate in una carambola in sella alla sua lambretta. L'incidente è accaduto ieri sera intorno alle 23 all'altezza della rotonda di Cusighe in città. Dennis Lazzaretti ha perso il controllo dello scooter finendo rovinosamente a terra. Subito soccorso dall'ambulanza e trasportato al pronto soccorso del San Martino. Il giovane è stato in seguito trasferito al Cafoncello. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Belluno. E l'esito della gara del gas finisce sotto la lente della Procura di Belluno, che vuole vederci chiaro. Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito un'attività delegata dal procuratore capo Paolo Luca, consistita nell'acquisizione di documentazione nelle sedi municipali di Belluno, Feltre e di BIM Infrastrutture. Si tratta di un'indagine conoscitiva sull'appalto del servizio di distribuzione del gas che al momento non ha né indagati né ipotesi di reato, spiega il procuratore Luca. All'attenzione della Procura perciò ci sarebbe l'iter della procedura che all'apparenza non avrebbe seguito un iter lineare. L'acquisizione degli atti servirà a capire cosa sia realmente accaduto, anche alla luce dell'ipotesi di impugnazione davanti al TAR dell'aggiudicazione della gara che l'Assemblea dei sindaci sta preparando contro la stazione unica appaltante, cioè contro la stazione unica appaltante in capo alla dirigente responsabile unica del procedimento. E la notizia era nell'aria. Safilo Group ha annunciato la prossima disattivazione di una delle 2 sedi produttive di Longarone, una decisione per la razionalizzazione del sito che deve gestire 400 dei 700 esuberi dichiarati lo scorso anno dall'azienda. L'avviso della chiusura dello stabilimento Safilo 2 a Longarone è stato affisso nella bacheca aziendale, per quanto fosse una decisione nell'area necessaria per la razionalizzazione del sito produttivo. Qualche scossone ai lavoratori l'ha dato. Sono 400 gli esuberi che l'azienda ha dichiarato lo scorso anno per Longarone. L'accordo, dopo mesi di trattative e di proteste, è stato ratificato al Mise lo scorso marzo e prevede contratti di solidarietà e esodo volontario, ma fintanto che non cesserà la moratoria sui licenziamenti disposta dall'emergenza Covid, quell'accordo resta congelato. Nel nuovo layout aziendale è prevista la riprogettazione dello stabile di Safilo 1 e la chiusura di Safilo 2 per rendere lo stabilimento più efficiente sotto il profilo dei costi che, conferma l'azienda, continuerà ad avere il ruolo strategico quale polo di eccellenza nella lavorazione dell'occhialeria in metallo. Ce l'aspettavamo, la situazione è difficile, io mi auguro veramente che si
si possa trovare con il mondo sindacale delle soluzioni soprattutto per tutelare i nostri lavoratori e che possano permettere un reinserimento immediato nel settore dell'occhialeria. Un incontro con i sindacati è fissato per il prossimo 20 luglio. Intanto nell'area industriale di Longarone la produzione non si ferma. Padrin ha incontrato di recente il nuovo amministratore delegato di Marcolin. Ho avuto un'ottima impressione di una persona che ha tanta voglia di fare e c'è bisogno in questo momento in cui il settore dell'occhialeria sta pagando un po' di dazi ovviamente dovuto al lockdown. Io sono fiducioso soprattutto nella nostra area. Le note positive arrivano da Sinteco, intenzionata ad ampliare la sua sede, e da Telios. La fiducia per un futuro che possa almeno calmierare le difficoltà della primavera c'è tutto. Ed ora siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV. Continuate a mandarci i vostri video con i bimbi in TV. Vi chiediamo di mandarceli via WhatsApp al numero 351 1755 340 con non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei nostri bambini che potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo fra qualche minuto la nostra consueta diretta. Io vi lascio ora le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Estate un po' sottotono con qualche temporale e senza caldo intenso. Il dettaglio di giovedì 16 luglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, sarà soleggiato in pianura e verso la costa, qualche addensamento in più in montagna e qui nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi degli acquazzoni in estensione col passare delle ore anche alle zone limitrofe. Temperature gradevoli, minime fino a 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutto il territorio regionale al mattino, dalle ore pomeridiane rovesci sui rilievi possibili fin sulle zone pianeggianti. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi sui 26-27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qui avremo occasionali temporali alternati a pause più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.